Continuano ad arrivare interventi dal territorio per il futuro del CUPA, ultimi tra i tanti quello della UIL, per mano del segretario provinciale Gero Acquisto, che esprime la sua preoccupazione sul futuro del polo universitario. Gero Acquisto afferma come noi pensiamo che questo patrimonio per il territorio dopo 20 anni di attività abbia bisogno di un sostegno e un atto di responsabilità sinergico tra mondo accademico, politica, enti locali, social, territorio, perché se no assisteremo definitivamente alla chiusura di un piccolo gioiello che per anni è stato il volano per gli studenti che hanno conseguito lauree e opportunità a pieno regime. Per questo con la nostra organizzazione sindacale spingeremo i soci del Consorzio a fare sentire la loro voce nei confronti della politica regionale che ultimamente ha dimostrato silenzio e disinteresse. Gero Acquisto afferma che questo non è accettabile, lanciando un appello al presidente Gaetano Armao, che ha accettato l'incarico per dare uno scossone al CUPA e non per essere un certificatore di morte. Sulle novità abbiamo sentito stamani lo stesso Presidente che ci fa un quadro aggiornato sul futuro del polo. Il contenzioso risale, ripeto, alla metà del primo decennio degli anni 2000, è un contenzioso dove le ragioni del Consorzio sono assai rilevanti. L'Università per me ha spinto oltre misura nella sua attività di tutela delle proprie ragioni e speriamo che il giudice, come ritengo, ci dia ragione. In ogni caso l'Università di Palermo ha manifestato l'intendimento di non operare più su Agrigento. Questo vuol dire che Agrigento, come sovente avviene quando un rapporto a due si interrompe, deve pensare ad altro. Già presenteremo la settimana prossima un nuovo corso di laurea che faremo con un'istituzione che non è l'Università di Palermo e abbiamo già avviato delle interlocuzioni e sono abbastanza avanzate, ma aspettiamo la conclusione del contenzioso per concluderle con altre università per far sì che Agrigento abbia un destino che a questo punto, e non per sua volontà ma per scelta di Palermo, risolto rispetto all'università. È una scelta che il Consorzio ha subito in questi anni, da 2 o 3 anni già l'università si è disimpegnata. È essenziale comunque che il Consorzio, come vuole il Comune, come vogliono gli enti locali, fornisca il suo servizio culturale al territorio per evitare che famiglie agrigentine vengano dissanguate da costi insostenibili per mantenere i propri figli lontani dalla propria città. Le nuove direttive della Regione parlavano di un contributo legato alle maggiori università regionali, che in questo caso si perde il contributo come... No, intanto stiamo lavorando, io ringrazio alcuni parlamentari, in particolare l'onorevole Fontana che si sta battendo per il Consorzio con grandissima attenzione insieme lui sta coinvolgendo tutta la delegazione parlamentare agrigentina. Alla fine i nostri parlamentari devono difendere questo Consorzio che non può diventare strumento utile offerto all'università per soddisfare le sue pur legittime aspettative. La riforma che Baccei ha proposto è scriteriata, totalmente scriteriata, perché toglie i consorzi e i territori per affidarli alle università che sono i debitori, i creditori dei sistemi consortili, quindi non va da nessuna parte, purtroppo fa parte di una improvvisazione che ha connotato la gestione dell'assessorato all'economia negli ultimi anni, che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Quello che comunque è importante che sia saltata, me l'ha confermato questa mattina l'onorevole Fontana, sia saltata questa previsione che esautorava i territori, non l'attuale Consiglio di amministrazione che c'è o non c'è non è importante, ma i territori dal loro ruolo, perché io sono stato nominato dal Comune e dalla Camera di Commercio, quindi rispondo al Comune e alla Camera di Commercio. Nel momento in cui gli amministratori sono nominati all'università è chiaro che il Consorzio diventa uno strumento dell'università e non più del territorio.